Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 4. Come potete ben vedere, finalmente ci ritroviamo all'interno del nostro campo di battaglia, proprio all'interno della nostra fazione russa. La partita è appena adesso incominciata, ci ritroviamo appunto all'interno del nostro schieramento in azzurro. Purtroppo stiamo già perdendo, però vediamo adesso di essere concisi e di gettarci immediatamente nell'aiuto della nostra squadra. Allora, come avete ben potuto vedere, in questa ultima settimana non ci sono stato a causa appunto di motivi di salute, proprio perché ho avuto un dannato raffreddore. Infatti ancora dalla voce, come potete ben sentire, non mi ritrovo al massimo della forma. Comunque volevo appunto risvegliarmi un po', gettandomi proprio nella mischia, proprio all'interno di Battlefield 4. Allora, quest'oggi vedremo un po' di affrontare una bella battaglia con la nostra classe del geniere, perché all'interno di una mappa del genere, la nostra ferrovia di Golmuld, sono presenti tantissimi veicoli, soprattutto tantissimi aeroplani, e quindi le nostre possibilità sono limitate a questa classe per avere ovviamente un ottimo punteggio, perché nel momento in cui ci ritroveremo un carro armato, addirittura un blindato davanti a noi, cercheremo di gettarlo a terra invece di scappar via. Ok, utilizzeremo anche una bella pistolona, non abbiamo la 44 Magnum, però cercheremo di adattarci anche con questo bel AK5C. Ok, lanciamoci immediatamente sul nostro campo di battaglia. Allora, vediamo se possiamo lanciarci immediatamente nel nostro combattimento. Allora, vediamo un po', lassù addirittura c'è una bella contraerea nemica. Vi chiederete proprio perché, ragazzi, non ho caricato gameplay di Battlefield 4 proprio dal principio. Ovviamente Battlefield 4 lo posseggo sin dal giorno in cui è uscito, però volevo essere un pochino più abile. Ovviamente volevo assumere la stessa abilità che avevo su Battlefield 3. Come avete ben potuto vedere, il menu è stato completamente ridefinito, soprattutto anche le modalità di gioco. Attenzione, c'è un cecchino già da quella da circa 1000 metri che inizia a bersagliarci. Attenzione, addirittura missili ci arrivano addosso. Scusate, fatemi passare. E quindi, ragazzi, volevo un pochino acquisire la mano, soprattutto conoscere le nuove armi, e quindi gestire un po' meglio la situazione all'interno di questo nuovo game. Comunque, eccoci qui. Oggi probabilmente è uscita, mi sembra, un'espansione che per tutti coloro che avevano prenotato l'espansione già presente all'interno del gioco principale, vi era la possibilità di giocare le diverse mappe. Comunque mi sembra che oggi c'è stato questo particolare aggiornamento. Comunque volevo appunto utilizzare questa prima battaglia, adesso vedremo un po' se ne potremo affrontare un'altra, proprio per annunciare in modo particolare due importanti fatti. Attenzione, davanti a noi un bel nemico a circa 1000 metri. Attenzione, un comando conquista, 10 punti in più, però non siamo riusciti ad abbatterlo. Allora, vediamo se possiamo dirigerci verso C. Allora, come avete ben potuto vedere su Battlefield 4, ovviamente come facevamo all'interno di SimCity, che ovviamente giocavamo nella maniera migliore all'interno delle diverse mappe, avevo intenzione di riprodurre la stessa cosa proprio all'interno di Battlefield 4. Quindi vedrò adesso di ridimensionare la lista amici, visto che diversi contatti che ho non sono più attivi, e quindi di aggiungere nuove persone in modo tale da giocare insieme all'interno di Battlefield 4. Purtroppo per adesso la lista amici è piena, cercherò in qualche ora di ridimensionarla e quindi di accettare le vostre richieste per giocare all'interno di questo nuovo e fantastico game. Allora, intanto vediamo di conquistare questa bella bandiera. Chi c'è qua davanti a noi? Intanto date un'occhiata, vi piace la nostra nuova mimetica per il fucile? Eccola qui, attenzione, chi è? Attenzione, eccolo davanti a noi, eccolo, ucciso, ottimo colpo alla testa, grande ragazzo mio. Allora, vediamo se possiamo continuare, ancora, un altro davanti a noi, vediamo se possiamo farlo secco. No, i colpi, maledizione, vediamo di fargli vedere chi siamo. Un bel silenziatore appena adesso sbloccato, vediamo se la nostra granata completerà il suo lavoro. Maledizione, deve essere da queste parti. Vediamo se possiamo trovarlo. È qui dentro, maledetto, ci ha fatto quasi secchi. Vediamo se lo possiamo trovare. Eccolo, deve essere qui vicino. L'hanno ammazzato, benissimo. Allora, e come vi ho appunto detto, vedete un po' di inviare le vostre richieste. Vi scriverò appunto il nome Origin all'interno della descrizione per divertirci un pochino all'interno delle diverse mappe. Magari potremo fare delle vere e proprie partite con tantissimi giocatori, con ovviamente il massimo disponibile. Allora, vediamo se possiamo avvicinarci. Eccoci arrivati. Ecco attenzione. Un bel... maledizione, credevo di avere lo Stinger. Maledizione, ci siamo messi il nostro RPG. Vabbè, vediamo di continuare da quella parte. Fate passare, maledizione. Quanto lo fanno alto lo steccato? Ok, allora, mi sembra che siamo 14 contro 14, però per adesso abbiamo incontrato solo un nemico. Allora, vediamo se possiamo fare un pochino piazza pulita. Ok, attenzione, come una vera e propria faina. Ecco, che hanno conquistato questa postazione? Attenzione, chi c'è qua sopra?
Un attimo, vediamo un po'. Attenzione, già iniziano a sparare. Eccoli. Ecco che arrivano colpi. Qua sotto ci deve essere qualcuno. Attenzione, eccolo. Deve essere da quella parte. Eccolo, maledetto. Perfetto, ottimo colpo alla testa. Eccolo un altro, eccolo un altro, eccolo un altro. Ottimo, un altro ucciso. Eccolo. Abbiamo ucciso, ne abbiamo ucciso anche un altro. Bene, abbiamo ripulito l'intera zona. Ottimo. Allora, vediamo un po'. Questa è ovviamente la bandiera avversaria. Grazie, amico mio, come va? A posto? Allora, vediamo un po'. Abbiamo come arma secondaria passiva una bella mina da posizionare. Adesso vedremo un po' di utilizzarla. Guardate che bel elicottero cinese che c'è da quella parte. Attenzione, ci hanno preso di mira. Vediamo un po'. Calma. Ok, proteggetemi ragazzi, perfetto, vediamo di dirigerci verso un altro obiettivo. Prendiamo la nostra bella macchinina. E a proposito di macchinine ragazzi, vi voglio dire che in questi giorni ovviamente in cui non avevo appunto voce neanche per parlare, sono riuscito a giocare a Formula 1 2013 e sono riuscito a ottenere dei risultati magnifici all'interno del Gran Premio di Monte Carlo. Neanche io davvero ci ho creduto appena sono riuscito a ottenere quel punteggio. Non ve lo dico adesso per non rovinarvi ovviamente la sorpresa. Comunque siamo riusciti, vi dico solo, a rientrare. Oh, attenzione, chi è che ci spara? Abbiamo un elicottero alle calcagne, ci insegue, via, premiamo l'acceleratore, ce l'abbiamo di dietro, una bella rampa davanti, ancora, maledizione, no, ci hanno ammazzato. Ovviamente mi sembrava troppo facile fuggire da un elicottero del genere. Comunque, visto che ci sono anche gli elicotteri, adesso vedremo un po' di cambiare il nostro equipaggiamento. Allora, come vi ho detto, appunto sono riuscito a ottenere dei risultati davvero molto interessanti e a Monte Carlo ci aiuteranno tantissimo per ottenere grandi possibilità di vittoria. Comunque, all'interno dei prossimi giorni cercherò di effettuare un bel gameplay di Formula 1 2013 perché davvero tanti giorni che voglio farlo, però purtroppo non ho avuto la possibilità. Allora, attenzione, mi sembra di averne visto uno. Eccolo, attenzione, i nostri ammortizzatori. Eccolo, attenzione, chi è che ci spara? No, maledetto, non l'ho neanche visto, maledizione. Dobbiamo utilizzare più il nostro mitra, dobbiamo lasciar perdere questi veicoli. Ok, e come vi ho detto appunto, nei prossimi giorni cercherò anche di continuare Assassin's Creed 4. Come avete ben potuto vedere abbiamo ultimato la nostra missione degli assassini. Adesso ci lanceremo certamente nella nostra missione principale e come ovviamente faremo, continueremo Rome 2 Total War. Qualcuno di voi mi ha detto appunto di continuare certamente il gioco, arriveranno altre avventure anche se adesso la campagna si fa molto più interessante, quindi tranquilli ragazzi, è stata una settimana ovviamente di raffreddore. Purtroppo questi dannati cambi di temperatura creano davvero dei problemi. Comunque avevo intenzione anche di proporvi un altro progetto, come vi ho appunto scritto nei feed, che per adesso è l'unico modo che ho per annunciare. Attenzione però, ovviamente un altro modo molto interessante che abbiamo provato anche negli ultimi mesi è Euro Truck Simulator 2, un gioco del genere che offre davvero la possibilità di parlare e annunciare davvero diverse tematiche. Allora, avevo intenzione di utilizzare Euro Truck Simulator 2, anzi di continuare la nostra bella campagna. Attenzione, chi c'è qua davanti a noi? Attenzione, cos'è questa zona? Attenzione, fa esplodere? Vediamo. Ah, addirittura avevano piazzato del C4 sottoterra, proprio sotto il ponte. Ma ce la siamo cavata abbastanza bene, va? Intanto siamo a un ottimo posto, abbiamo conquistato tutta la nostra zona nord, quindi vediamo di dirigerci verso D. Ok, come una vera e propria faina, ci fanno fuoco. Ma come fanno a vedere con tutta questa nube di fumo che c'è davanti a noi? Saremo spottati, maledizione. Chi è che ci spara? Che cos'è? No, maledizione, proprio adesso. No, dove sei, maledetto? No, l'abbiamo quasi ucciso. Maledizione, quando ci serve un'arma non ce l'abbiamo. Vabbè, allora, è una specie di furgone blindato, una sorta di treno che viaggia. Vabbè, vediamo adesso di capire come farlo fuori. Bene, allora, intanto vediamo di metterci nuovamente l'RPG. Benissimo, avevo intenzione ragazzi, come vi dicevo, di utilizzare Euro Truck Simulator 2 come una base per ovviamente rispondere a tutte le vostre domande. Alcuni di voi mi hanno chiesto se volevo ovviamente offrire la possibilità di rispondere alle loro domande. Ovviamente cercheremo di farlo all'interno dei gameplay di Euro Truck Simulator 2, con tutta la strada, tutto il grande tragitto che abbiamo appunto davanti. Vedrò di rispondere alle vostre domande, quindi ragazzi, magari non all'interno di questo gameplay di Battlefield 4. Attenzione, ma ce l'hanno sempre con noi, maledizione, neanche siamo arrivati. Ecco, ma come fa a ucciderci direttamente sulla nostra automobile? Cioè che ha una gran mira questo qui. Attenzione, vediamo un po', intanto stiamo ricoprendo sempre la quarta posizione. Va bene, vediamo che non riesco ad arrivare a un posto che ci fanno immediatamente secchi. Allora, vediamo se possiamo rinascere in pace. Quindi, come vi ho detto appunto, vedremo di utilizzare i gameplay di Euro Truck Simulator 2 perché davvero mi è venuta una voglia di ritornare sull'asfalto e quindi sfrutteremo questo tempo per rispondere alle vostre domande, magari come vi ho detto non all'interno di Euro Truck di Battlefield 4, ma magari in Euro Truck Simulator 2 nel prossimo gameplay. Attenzione, chi c'è qua? Attenzione, il nostro grande amico, l'hai fatto fuori amico mio? Mi sa di no. Oh, cecchini da queste parti, eccoli, sono tutti dall'altra parte. Attenzione, vediamo un po', devono essere qui. Ma come fanno a vederci? Maledizione. Attenzione amico mio, tutto a posto lì, perfetto. Attenzione, continuano a far fuoco.
Eccoli, devono essere qui intorno. Ah, l'ho visto, perfetto. Eccolo davanti a noi. Procediamo, amico mio. Procediamo. Deve essere qui. Deve essere qua sotto. Eccolo qua. Dove vai? Oh, ci ha ammazzato. Ah, vabbè, quello sulla collina, perfetto. Vai, intanto l'abbiamo fatto secco. Quindi ragazzi, all'interno del prossimo gameplay di Euro Truck Simulator 2, che arriverà più o meno tra qualche giorno, vedrete di posizionare, magari di scrivere le vostre domande più interessanti, e quindi nel prossimo video che farò vedrò di rispondervi e quindi esaudire tutti i vostri dubbi. Attenzione, intanto qua vediamo un po', mi sembra che c'è qualcosa di interessante. Intanto ci ritroviamo al di sopra della nostra cannoniera principale, una bella cannonata in basso, vediamo se possiamo continuare. Fuoco, amici miei, continuiamo. Avanti, una bella cannonata lì dentro. Grandi, nemico ucciso dall'alto, una pioggia sporca dall'alto. Attenzione, intanto stiamo facendo davvero un ottimo lavoro. Stiamo vincendo la partita senza neanche saper come. Attenzione, bersaglia, ore 9. Attenzione, ci stanno facendo a pezzettini. Chi è che fa fuoco? Un aereo! L'ho preso! Maledizione, ci è passato proprio a 5 metri. Vediamo un po', abbiamo un problemino. Qui un bel carrammato nemico. Vediamo se possiamo far fuoco su di lui. Perfetto. Colpito, benissimo. Vediamo di continuare, però ci faranno secchi. Andiamocene via. Maledizione, siamo troppo in alto. Vediamo di raggiungere la terraferma. Avanti ragazzi, avanti, avanti, avanti. Purtroppo quando si lascia un aeroplano del genere siamo costretti a morire purtroppo in aria, perché non c'è la possibilità di arrivare immediatamente a terra. Comunque, allora, quindi questi erano principalmente gli annunci che volevo farvi. Questo primo video di Battlefield 4 ovviamente all'interno di questa mappa era principalmente a questi due annunci. Adesso, come potete ben vedere, vi ho descritto la mia classe principale. Adesso all'interno della prossima mappa vedremo un po' di concentrarci più sul gioco. Intanto però non stiamo andando male, abbiamo fatto ben 6 uccisioni e la nostra squadra sta distruggendo i cinesi. Intanto, attenzione, dobbiamo riuscire ad arrivare immediatamente dall'altra parte. Ci stanno rimontando, vediamo di scendere immediatamente. Mi sembra che qui c'è un carrammatino che rompe le scatole. Allora, vediamo di rompere un pochettino le scatole a loro. Mettiamo qualche bella bomba qui da queste parti. Allora, vediamo se possiamo penetrare immediatamente in questa bella casettina. Ok, avanti, questa bella pistolona. Purtroppo non ho sbloccato ancora la 44 Magnum, ragazzi. Vediamo chi c'è qui dentro. Deve essere pieno, attenzione. Eccoli, eccoli, vediamo un po'. È vuoto, proviamo al piano di sopra. Attenzione, il piano di sopra deve essere pieno. Ok, vediamo un po' qua su. Vediamo. Ah, è vuoto, perfetto. Attenzione, vediamo invece al piano. Ah, eccolo, eccolo, attenzione, deve essere da queste parti. Vediamo un po', eccolo che corre. Eccolo, maledetto, eccolo, eccolo. Maledizione, queste dannate vibrazioni. Maledizione, si è nascosto. Avrà più o meno 0 di vita. Eccolo che continua a procedere. È scappato, maledizione. Qua sotto ce ne deve essere qualcun altro. Vediamo un po'. Attenzione, eccolo, eccolo ancora che continua con quello dannato Stinger. Cioè ha 50 kg sulle spalle e ancora continua a correre. Oh, maledizione, che mira. Vediamo di prenderlo. Oh, eccolo, eccolo, eccolo un altro. Eccolo, eccolo. Becca di questo. Ovviamente questo fucile, ragazzi, nella lunga distanza non è un granché. Peccato, peccato, potevamo distruggere quell'aeroplanino. Ok, nuovamente qui dentro. Questo ci butta la casa a terra, ragazzi. Oh mamma mia. Eccolo, maledizione. Cioè, quando ci sono carrammati mi ritrovo con lo Stinger, quando ci sono elicotteri mi ritrovo con l'RPG. Ovviamente una classica filosofia di vita. Ok, allora vediamo se da queste parti c'è qualcosa di interessante. Probabilmente qualcuno. Abbiamo conquistato questo nuovo obiettivo, ce la siamo cavata molto bene. Probabilmente stiamo facendo più o meno il nostro lavoro. Allora, scendiamo da questa parte. Perfetto, c'è qualcuno che rompe le scatole qui. Eccolo, eccolo, questo psicomantis con la maschera antigas. Gli abbiamo frantumato le gambe, ragazzi. Ce n'è un altro, ce n'è un altro, ce n'è un altro. Eccolo, benissimo, anche senza il laser siamo riusciti a farlo a pezzettini. Finalmente una tragica coincidenza. Ritroviamo un carrammato e abbiamo l'RPG. Là c'è la nostra bomba. Vediamo se riesce a beccarla. Eccola, amico mio. Becca di questo. Attenzione, colpito immediatamente nella testata principale. Oh. Perfetto. Allora, vediamo un po' se lo troviamo ancora qui. Oh, maledizione, sempre qualche dannato che si intromette. Beh, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata al nostro punteggio. Ma sì, siamo riusciti ad arrivare a un ottimo punto della nostra partita. Ma vediamo un po' adesso se possiamo ottenere il controllo su un bel... maledizione, ma elicotteri, aerei, ovviamente la zona che mi piace di più non è disponibile. Allora, vediamo di catapultarci da questa parte. Vediamo di dargli una bella lezione a quel carrammatino. Eccolo, deve essere qui. Perfetto, continuiamo, ragazzi, tutta manetta. Vediamo di spargere un pochettino di piombo. Perfetto. Allora, saliamo dall'altra parte. Vediamo un po'. Da questa parte cosa c'è. Vediamo. Oh, è pieno di nemici. Maledizione. Vediamo un po'. Devono essere qui. Ecco, devono essere qui. Devono essere qui. Oh, l'ho quasi ucciso, maledetto. E ovviamente non si può vincere sempre. Ci hanno atterrato nella maniera migliore. Comunque, ragazzi, a mio parere la classe del geniere in questi casi è una delle migliori. Come potete ben notare, ogni volta che ci troviamo un carrammato davanti, un aeroplano, non dobbiamo scappare, ma è lui che deve scappare. Sicuramente anche le altre classi sono certamente importanti, però a mio parere in
queste mappe così con i veicoli sono molto più interessanti questa classe, mentre magari nei team deathmatch, nelle zone ovviamente nei squad deathmatch sono più utili ovviamente le altre classi, come per esempio il medico o magari lo scout. Intanto vediamo se possiamo procedere con il nostro grande amicone. Ok, abbiamo una contraerea dall'alto, purtroppo non siamo riusciti a prendere il carrammato immediatamente. Allora, da queste parti ok, mi sembra che ormai abbiamo schiacciato i nostri avversari. Allora, vediamo se possiamo continuare. Benissimo. Allora, vediamo un po' da queste parti cosa c'è. Ok, mi sa che stiamo andando proprio perfettamente. Quindi ragazzi, fatemi sapere le vostre opinioni, anche soprattutto se volete vedere anche altri gameplay di Battlefield 4. Questo gameplay di Battlefield 4 è stato principalmente incentrato su questi due annunci, però adesso vedremo se possiamo, ovviamente fatemi sapere la vostra opinione se volete vedere altre partite magari incentrate più sul gioco, sul gameplay e sull'uccisione di questi maledetti. Attenzione, quella casa davanti a noi, proprio adesso l'albero doveva cadere in basso, maledizione, questo dannato tronco. Attenzione ragazzo mio, nemico ore 3. Eccolo, si sta facendo appunto il viale alla destra. Vediamo un po', deve essere qui ragazzi, io scendo. Vediamo un po', deve essere appunto da queste parti. Ed eccolo qua, il nostro grande ragazzone con la maschera antigas. Allora, continua amico mio, stai facendo un ottimo lavoro. Ti metto una mina qua dietro per guardarti il sedere. Benissimo, attenzione. Ok, arrivano come dire, degli approvvigionamenti dall'alto. Vediamo se possiamo ripulire questa zona. Ok, con completa calma. Vediamo qui, vuoto, pulito. Vediamo qua. Vediamo di salire al piano di sopra, avevo visto qualche intruso. Vediamo un pochino ancora più in alto. Diamo un'occhiata. Eccolo qua, amico mio, dove vuoi andare? Allora, vediamo un po' il piano di sotto. Da questa posizione abbiamo sicuramente un'ottima visuale. Eccolo, Indiana Jones col cappellino bianco. Vieni qua, bello. No, non ce l'abbiamo fatta, ci ha fatto secchi. Maledizione. E purtroppo queste dannate carabine hanno un caricatore di appena 30 colpi. Allora, vediamo un po' invece se possiamo respawnare immediatamente, ma un aereo non lo possiamo prendere, maledizione. Volevo appunto destreggiarmi un pochettino con questo veicolo, però purtroppo con questo mezzo più che altro. Allora, abbiamo guadagnato diversi punti, vediamo se possiamo procedere. Allora, vediamo un po' un altro bel carrammatino davanti a noi. Eccolo. Perfetto, abbiamo rivalutato la nostra mira da lontano. Purtroppo ragazzi sto utilizzando un mirino reflex ed è buono nelle medie e basse distanze. Purtroppo nelle alte distanze, nelle grandi distanze non è possibile utilizzare un mirino del genere, a meno che non sia molta fortuna. Allora, attenzione da queste parti. Allora, è completamente vuoto, però è strano. Come mai la barra non scende tanto velocemente? Siamo più di 3 che stiamo controllando la zona. Vediamo, attenzione. Maledizione. Intanto mi sa che abbiamo completato la nostra azione. Bene, mi sa che abbiamo vinto, perfetto. Grande azione da parte della nostra squadra. Nonostante tutto, meglio tenere sempre attiva la nostra mira. Vediamo un po'. Ah, perfetto, abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta. Grande vittoria del nostro squadrone russo. Siamo riusciti a schiacciare i cinesi. L'abbiamo staccati di 207 ticket, quindi grande potenziale all'interno della nostra squadra. Comunque vi volevo anche dire che arriveranno nei prossimi giorni anche dei gameplay di Dota 2, come me l'avete appunto chiesti, però questa volta non arriveranno dei gameplay, o come dire dei replay come appunto facevo in passato, ma arriveranno delle vere e proprie partite dal vivo, dove ovviamente, come ben sapete, Dota come anche League of Legends sono dei giochi dove sicuramente non è possibile attuare un commento completamente diretto e continuo, perché bisogna davvero pensare molto, e ogni mossa falsa in un secondo si può vincere o addirittura perdere la partita. Quindi sicuramente saranno dei gameplay diversi da quelli che avete visto fino adesso. Comunque arriveranno anche dei gameplay di questo genere, perché ovviamente me l'avete anche chiesti. Comunque 12-9 è stata la nostra migliore prestazione di quest'oggi, 5.375 punti, siamo arrivati al secondo posto, ma me la sono cavata abbastanza bene. Ragazzi, ci ritroviamo addirittura all'interno del nostro round successivo, per quanto riguarda ovviamente il nostro scontro. Beh, ovviamente io concluderei adesso il nostro gameplay, quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente della mia prestazione all'interno della partita precedente. Comunque non è stata eccellente. Comunque fatemi sapere le vostre opinioni, anche se volete vedere altri gameplay di questo gioco, magari incentrati sulle diverse classi. Ovviamente avrò il piacere di giocare insieme a voi, ovviamente in diretta, nel momento in cui mi invierete la vostra richiesta, e sicuramente cercheremo un po' di divertirci insieme. Comunque fatemi sapere la vostra opinione anche su quel secondo argomento che vi ho citato di Euro Truck Simulator 2, ovviamente il FAQ time, ovviamente il tempo delle domande che avete intenzione di pormi, come mi avete appunto chiesto. Quindi visto che mi sembra come dire, il supporto più adeguato, come dire, abbiamo su Euro Truck Simulator 2 grandi distanze da percorrere, potrebbe essere un'ottima opportunità per intraprendere anche questo argomento. Quindi ragazzi, magari non come vi ho detto all'interno di questo video, ma all'interno del prossimo gameplay di Euro Truck Simulator 2, che ovviamente posterò tra qualche giorno, porrete le vostre domande, io al prossimo vi risponderò e così via a ciclo. Quindi ci vediamo all'interno del prossimo gameplay ragazzi. Un saluto dal vostro Edward Van Helgen, ciao a tutti.